E ancora sugli eventi organizzati in città interviene oggi il consigliere comunale Roberta Zicari, con una nota polemica afferma: nel comune dei grandi eventi, il 17 dicembre, data odierna, è possibile sapere se il 31, dopo appena 14 giorni, vi sia qualcosa di organizzato in piazza per Capodanno? Zicari continua poi: mentre la dottoressa Nobile intraprende la battaglia per l'acqua nell'assordante silenzio del nostro sindaco, mentre si perdono i 100 milioni del FUA, unica possibilità per completare il parcheggio di Piazzale Rosselli, mentre si nega la possibilità di rispondere a queste domande perché l'amministrazione comunale non viene nei consigli comunali e quindi il presidente del consiglio non li convoca neanche più. Mentre la città cade a pezzi, evidenzia Roberta Zicari, sempre più sporca e senza servizi, questa amministrazione che non è stata in grado di pensare ad un collegamento diretto per Palermo e Catania, con i soldi di capitale della cultura, o pensare di potenziare gli NCC per i trasporti interni, o i collegamenti con le isole Pelagie e proporre la continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Linosa, e anche per i residenti ad Agrigento. Mentre tutto quello che è buona amministrazione non si consegue, almeno su un grande evento per Capodanno, conclude polemicamente: unica priorità di governo per questo sindaco, ci sono novità?